Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Napolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Quando si dice che De Laurentiis quest'anno non ne ha azzeccata nemmeno una, ma nemmeno per sbaglio, manco per sbaglio, abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione con il Paris Saint-Germain, con Luis Enrique. Detto questo, iscriviti al canale perché è gratis, mi raccomando, ma soprattutto attiva la campanella e il tasto like e il commento perché voglio sapere la tua su questa situazione. Allora, ve l'ho messo l'altro ieri nella community qui su YouTube dove ero andato a ripescare un'intervista che fece Aurelio De Laurentiis il 10 di ottobre dove dice: in estate chiamai Luis Enrique. Va bene, lo sappiamo tutti che Luis Enrique poi non venne al Napoli per motivi economici, perché Luis Enrique chiedeva troppi soldi secondo Aurelio De Laurentiis e quindi non se ne fece nulla, però disse che aveva avuto tante telefonate proprio con Luis Enrique, che gli era piaciuto come persona, ma quando poi siamo andati a parlare di soldi e lì ha detto no, io non posso più fare questo perché vuoi troppi soldi di qua e di là, e quindi non se n'è fatto nulla. E poi aggiunge: meno male che è andato al Paris Saint-Germain. Avete visto che risultati sta avendo al Paris Saint-Germain? Come sta andando il Paris Saint-Germain guidato da Luis Enrique? Ecco, caro Aurelio, io ti vorrei dire solo una cosa: Luis Enrique è in corsa per fare il triplete con il Paris Saint-Germain. Quel Luis Enrique che forse ti poteva fare il salto di qualità ancora di più di Luciano Spalletti, perché ti poteva dare continuità a quel gioco espresso da Luciano Spalletti. E qui c'è da pensare una cosa: quando io vi dico che ha sbagliato dall'inizio, no? Perché tu sei andato a prenderti Garcia dicendo pago meno, però Garcia è arrivato in finale di Champions League. Non è vero mai, perché andò a farsi una semifinale, e quindi tralasciando questo, perché quando si dice che questo guarda, secondo me gli acquisti li guarda tramite online, secondo me non va a vedere, lui secondo me si affida alla memoria che ha lui, e quindi poi questi sono i risultati, diciamoci la verità. E la cosa preoccupante, no? È che lui disse proprio queste testuali parole: ah, avete visto il Paris Saint Germain sta facendo schifo, e ho avuto l'intuizione di non prendere Luis Enrique e di qua e di là. E invece, e invece cosa è successo? Luis Enrique si sta giocando il triplete. Tu cosa ti stai giocando? Ad oggi cosa ti stai giocando? Nulla. Nulla, nulla, non ti stai giocando nulla. Cosa ti stai giocando al Napoli? In questo momento storico tu a Napoli cosa ti stai giocando? Fuori dalla lotta a scudetto, fuori dalla lotta Champions League, fuori dalla lotta Europa League, fuori dalla zona Conference League, fuori dalla Coppa Italia. Eliminato, battuto in finale di Supercoppa Italiana, uscito dalla Coppa Italia con il Frosinone 4-0, figure di merda ovunque. Quindi, caro Aurelio De Laurentiis, ti supplico, ti prego, non aprire più bocca. Da qui fino a che cambi, Manzana, hai 40 anni, 100 anni che cambi, non parlare più del Napoli. Non parlare più del Napoli, perché ci metti solo a figure di merda. Ci stai mettendo in ridicolo di fronte a tutto il mondo. Cioè, ti prego, ti supplico, stai zitto, facci questo piacere e stai zitto. Io mi aspetto il 4 maggio, mi aspetto un Aurelio De Laurentiis sgargiante, no? Che dirà: ah, abbiamo rinnovato Kvara fino al 2029. Sto pensando io, perché Conte secondo me non ha voluto spendere i soldi per Luis Enrique, spende i soldi per Antonio Conte. Questo, dai, facciamo i seri, su, facciamo i seri. Conte secondo me sta aspettando la Juventus. Conte sta aspettando la Juventus, però abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione che Aurelio De Laurentiis è meglio che stia zitto. Aurelio De Laurentiis è meglio che faccia lavorare quegli altri. Perché l'anno scorso hai vinto lo scudetto? E tutti quanti: ah, perché c'era un mondiale, ah, perché quelle altre non hanno giocato, perché quelle altre erano scarse. Non ammettono che il Napoli era nettamente più forte, come io lo ammetto quest'anno, dell'Inter, perché molti non lo ammettono nemmeno, anzi non ammettono nemmeno che l'Inter è forte. Rendiamoci conto come siamo messi in Italia. E ecco, quello che più mi preoccupa è questa cosa qui, che lui quest'anno ha aperto bocca troppe volte ed è successo questo. L'anno scorso, se non erro, i primi mesi parlava, faceva, e Spalletti secondo me glielo disse: stai zitto, fai lavorare a noi, tu stai zitto.
fatti i fatti tuoi, non ti preoccupare. Cosa successe? Parlò della Champions League, della UEFA, la Superlega, cazzo e mazzi, Napoli fuori dalla Champions League. Prassi, oramai è prassi, perché oramai lo sappiamo tutti come Aurelio De Laurentiis, zitto non sa stare, deve solo parlare lui, perché quello che fa lui va tutto bene. Comunque, questa è l'ennesima dimostrazione che Aurelio De Laurentiis non ci sta capendo nulla quest'anno, e ne abbiamo avuto proprio la conferma con la scelta di non prendere Luis Enrique solo per soldi, e i soldi ce li avevi, caro Aurelio, perché se il prossimo anno vuoi spendere 200 milioni, come dice Gazzetta, da dare a Conte, ci credo pochissimo, ragazzi. Io sono fatto così. Se mi fai vedere che c'è veramente qualche interesse sotto, a ti dico, speriamo, si può fare. Ma che lui abbia detto, do 200 milioni in mano a Conte e a Manna e Conte mi faranno la squadra per la prossima generazione futura, non ci credo. Non ci credo, scusatemi, ma io sono pessimista anche per l'allenatore per la prossima stagione. Anzi, dobbiamo vedere chi sarà la prossima vittima di Aurelio De Laurentiis. Gasperini, Italiano, Conte, Possanzini. Staremo a vedere. Giampaolo, perché è uscito un'altra volta il nome di Giampaolo. È assurdo, è tutto molto assurdo, è tutto veramente molto assurdo. Io sto guardando il gatto perché secondo me fra poco vomita e mi tocca pulire. No, si sta addormentando, non sta per vomitare. No, vi faccio vedere la situazione. Lore, sei sveglio? Ok. No, perché sai, ma mi preoccupo, guaglione, sai, è stato male ultimamente, ti fa preoccupare, guaglione. Che c'è? Vieni. Vieni qua, sì, figurati se siamo visto, peso 15 kg, ma che sa da mo'. E comunque, in porta possiamo mettere lui al posto di Meretta, tralasciando queste stronzate, ragazzi. Fatemi sapere voi, voglio sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se Luis Enrique poteva essere una scelta giusta. Secondo me sì, poteva essere una scelta giusta, anzi, quando uscì la notizia di Luis Enrique, disse io questo vuole fare veramente le cose in grandi, veramente vuole riconfermare lo scudetto vinto dopo 33 anni, quindi si sta muovendo bene sul mercato, perché se arriva Luis Enrique vorrà avere delle conferme sul lato del calciomercato, qualcosa vorrà avere fra le mani Luis Enrique, no? E invece siamo passati da Luis Enrique, abbiamo passato a Garcia, e qui si è vista si è vista tutta la, come posso dire, la megalomania, ho detto bene, questa è la prima botta, megalomania di Aurelio De Laurentiis, che quando sta zitto il Napoli va bene e quando parla il Napoli va una chiappa con mais. Detto questo, signori, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Ci vediamo questa sera dopo naturalmente le partite, perché questa sera gioca la Fiorentina, ma alle 6:30 non riesco a fare il post partita, ragazzi, mi dispiace. Spero di riuscire a fare a un orario decente il post partita di Roma-Milan e di Atalanta-Liverpool. Detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao a you.